Buongiorno tropicani e benvenuti a questa prima parte di Tropico 4. Come potete vedere sono tornato con questa nuova saga di Tropico 4. Iniziamo immediatamente a giocare. Come potete vedere questa nuova versione di Tropico, ovvero il 4, ha diverse missioni come l'apprendistato, che è una sorta di carriera. Poi abbiamo la solita campagna, le missioni extra, il paradiso tropicale e le sfide. Il paradiso tropicale possiamo intenderlo come una modalità libera e io direi di iniziare proprio da questo. Successivamente vi mostrerò le altre modalità, però credo che sia più opportuno mostrarvi la modalità libera con tutte le relative funzioni, tutti gli edifici eccetera. Allora iniziamo con una mappa stavolta un po' più difficile, come Santa Clara, che è una difficoltà difficile, e andiamo avanti e quindi andiamo ad analizzare tutte le nuove funzionalità del nostro game. Perfetto, la nostra stabilità politica, postiamola su, vediamo un po', no, mettiamola su media. Economia mondiale, gli aiuti esteri ci servono all'inizio, mettiamoli discreti, quindi 70% e esportazione 50%. Il turismo mettiamo 0%, normale, senza nessun aiuto. La partita durerà sempre 30 anni. La popolazione iniziale 60 abitanti, gli eventi casuali mettiamoli normali. Fazione più influente nessuna, elezioni libere disattive, no, nemmeno un luogo molto lontano, modalità di... ok, difficoltà 167%, possiamo iniziare. Creiamoci il nostro bel politico, eccolo qui. Allora, andiamo a vedere, tenuta, bullo, casual, tamarro, etichetta, vediamo un po'. Ufficiale della marina, sì, questa è bella, anzi no, prima le faccio vedere tutte, vediamo. Elegante, pirata, guerrigliero, Porter, militare, diplomatico, mafioso, Elvis, bullo, vabbè, scegliamo, vediamo un po'. Diplomatico, sì, diplomatico mi piace di più. Allora, carnagione mediterranea, vediamo cosa c'è. Olivastra, sì, mettiamo l'olivastra col cappello, cilindro, ufficiale marina, campagnolo, guerrigliero, comunista, gangster, no, la bombetta, sì, pettinatura, mettiamo questa qui. Accessori, la pipa, è sempre il solito sigaro. Barba, vediamo se c'è, una barba bella completa. No, tipo Babbo Natale, ecco, perfetto questa. Baffi, mettiamoli pure, ok. Sembriamo usciti da un quadro dell'Ottocento. Comunque, ok. Edward Van Helgen, origini militari. Mettiamo eroe di guerra. Sì, dai, siamo usciti appena dalla guerra. Quindi che andiamo a fare? Ci andiamo a fare il presidente su un'isola. Ok, così tutte le fazioni nazionaliste avranno paura del nostro bel militare di guerra. È ascesa al potere tramite, vediamo un po', elezioni truccate. Ok, mettiamo le elezioni truccate. Conseguenze della frode elettorale, abbastanza basse aspettative democratiche, va bene, mettiamola. Profilo, mettiamo un po', vediamo un po', vedete ce ne sono di diverse, mettiamo patriota, 10 rispetto alla fazione nazionalista, cittadini di Tropico. Ah, vedete, è molto diverso dal 3 perché potrete andare ad aumentare, quindi aumentando di livello potrete guadagnare quindi più rispetto dai cittadini, aumentare il vostro profilo. Vediamo un po', mettiamo un altro, vediamo un po' ipocondriaco, qualità del servizio degli ospedali, sì, ok, mettiamo ipocondriaco. Incorruttibile, no, mettiamo populista. No, mettiamo lavoratore. Sì, lavoratore, la produzione globale. Ok, non ci sono i difetti. Va bene, lasciamo perdere. Andiamo all'interno della nostra partita. Eccoci qui, sempre sulla nostra bella isola di Tropico. Speriamo che ci sia guanito anche in questa parte di Tropico 4. Comunque iniziamo. Allora, potete vedere il menu di costruzione è molto diverso. Come potete vedere ci sono diverse tipologie di costruzione, come i luoghi di interesse e bellezza, che nel 3 non c'era. Possiamo vedere anche istruzione media, che era contenuta sempre in qualcos'altro. Ci sono diversi luoghi di istruzione come l'accademia scientifica, il canale TV, che non esistevano. Allora, intanto iniziamo. Mettiamo, ok, sul lato sinistro potete osservare la felicità. Abbassiamo questa musica che è davvero alta. Ok, allora potete vedere che nella parte sinistra c'è l'anno, i soldi, la popolazione, hanno rimodificato tutto il sistema ovvero tutta la schermata.
E hanno sistemato anche gli editti, potete vedere che ci sono le categorie ben definite: guerrigliero, affari esteri, economia, turismo, educazione, difesa, sì, diversi editti. Allora, possiamo iniziare praticamente, allora, vediamo sempre il nostro almanacco, è stato modificato anch'esso, vediamo la nostra popolazione, felicità generale 50%, allora vediamo dove pecca maggiormente, ad esempio la prima cosa nella sicurezza, ma anche nell'intrattenimento e nella qualità religiosa. Quindi vediamo le fazioni, se ce n'è qualcuna nuova. No, i lealisti sono molto arrabbiati con noi, quindi nessun museo dell'infanzia e non ci sono mausolei. Che belle aspettative. Allora, iniziamo a soddisfare le loro richieste, quindi andiamo su, vediamo se li trovo. Eh, vogliono un museo, quindi mi sembra che sia nell'intrattenimento, museo dell'infanzia, ok, un parco dedicato all'umile personalità del presidente. Allora, posizioniamolo qui, vediamo se riusciamo a metterlo. Ok, a breve i lavoratori andranno a costruirlo, come potete vedere è stato ben modificato, cioè, abbiamo tutta la visualizzazione dell'edificio nella parte destra, come potete vedere, non più in basso, come era stabilito per esempio nei tropico precedenti. Allora vediamo un po' cosa possiamo fare, costruiamo anche, vediamo se troviamo la chiesa, mi sembra che fosse nell'istruzione, no? Vediamo, alimentazione, risorse, trazioni, industria, governo, no, vediamo un po'. Intrattenimento, forse intrattenimento. No, neanche. Mannaggia, servizi ed economia. Eccolo, chiesa, servizi ed economia, la chiesa. Va bene, mettiamola qui. Perfetto, distruggiamo un po' di alberi, comunque iniziamo a costruire anche la nostra chiesa. Allora, vediamo un po' se c'è qualche editto nuovo, vediamo un po'. Abitazioni gratuite, cibo per il popolo, sicurezza sociale, tagli delle tasse sono molto utili. Ah, corrompi i capi delle fazioni, questo è nuovo. Un banchiere corromperà il soggetto aumentando il suo rispetto e quello della sua famiglia. Sì. E affari esteri, abbiamo anche la visita papale, quindi permettiamo al Papa di venire all'interno di Tropico e quindi aumentare il rispetto dei religiosi. Sì, beh, queste già c'erano. Vediamo un po' educazione. No, sì, sì, ci sono diverse. Hanno rimodernato quindi questo apparato delle schermate. Anche hanno inserito nuovi edifici, quindi è davvero molto bello giocare. E anche perché ci sono, per esempio, nuove attrazioni. E le andremo a vedere piano piano. Intanto iniziamo a costruire il nostro museo dell'infanzia per aumentare il rispetto dei lealisti. Andiamo anche a vedere quindi il nostro porto qui. Ecco, abbiamo tutto rimodernato, come potete vedere, massimo importazioni. Prossima nave tra circa 3 mesi. Hanno davvero abbellito il game. Vediamo se nella nostra mappa c'è qualche sito archeologico. No, non c'è. Va bene. Ok, l'hanno terminato, perfetto. Hanno terminato anche la chiesa. Questo edificio non ha lavoratori, se non dispone abbastanza lavoratori qualificati puoi assumere qualcuno dall'estero, giusto? Quindi dobbiamo assumere un lavoratore dall'estero. Eccolo qui. Vediamo un po'. Clicca col tasto destro del mouse per disabilitare questo spazio. Oppure chiediamo uno straniero. Lavoratore straniero diplomato. Abbiamo bisogno di lavoratori, certamente. Ok, ne ordiniamo 2, anzi 3. Come potete vedere è stato ben rimodernato anche questo, le note che ci arrivano, vedete? Antonio Lopez ci sta dicendo, ci informa dei fatti che stanno per accadere. Tropico dà benvenuto a 3 nuovi esperti stranieri, sono arrivati immediatamente. Possiamo vedere un po' se possiamo costruire qualcosa riguardante l'intrattenimento. Vediamo un po'. Museo dell'arte moderna, questo è bello, provvede l'intrattenimento per turisti intellettuali e ingenui, visitatori tropicani, zoticone benestante. Posizioniamolo perché è anche un edificio che non trovavamo nei video precedenti, quindi di Tropico 3. Vediamo dell'industria anche per esportare qualcosa. Richiede progetto, adesso guardate che forte, ci sono anche i progetti per tutto quello che dobbiamo costruire, quindi richiede il progetto per la costruzione. Vediamo un po', le case, intanto costruiamo le case che sono davvero importanti per la nostra popolazione, andiamo a piazzare 3 edifici.
Siamo sotto 9.000 dollari e come ben sapete la Banca Mondiale ci presta soldi fino a 100, a 10.000 dollari e permetterà quindi riusciremo a ristabilire le nostre finanze solo quando riusciremo ad esportare i nostri beni oppure grazie all'aiuto di qualche fazione di qualche stato. Comunque sì, questo già lo sapevamo, le relazioni diplomatiche sono diminuite, va bene, aspettiamo qualche aiuto, intanto aspettiamo che tutto venga costruito e quindi venga modificato il nostro budget, perché ancora non possiamo esportare nulla perché non abbiamo nessuna fonte di introito all'interno della città, ma successivamente andremo, vediamo cosa a costruire. Ci sono anche i centri commerciali, adesso distribuisce beni di lusso alla gente di Tropico, anche i turisti vorranno visitare il centro commerciale per fare le proprie compere. Adesso pure i visitatori, ci sono attrazioni di lusso, come possiamo vedere c'è l'acqua park, le montagne russe, un giro in crociera. Vediamo cosa c'è di nuovo. No, gli altri già c'erano. Vediamo un po' cosa c'è nelle attrazioni. No, già l'abbiamo visto. Vediamo un po' nell'industria. C'è lo stabilimento chimico che è nuovo, che produce vari prodotti e dipinge il pavimento con un'infinità di strani colori. Vediamo un po' cosa possiamo trovare ancora nel governo. Programma nucleare. Possiamo trovare anche la caserma dei pompieri e il ministero. Davvero ci sono tantissime costruzioni che potremo andare a sviluppare, sicuramente nei video precedenti perché questa parte è terminata e vi andrò a illustrare le nuove funzionalità di Tropico 4 nel video successivo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!